Da questa splendida sede della chiesa di San Giorgio, fuori dalle mura a Soave, noi avremo la possibilità di ascoltare il concerto del soprano Maria Rita Schenato, della pianista Maria Beatrice Boscaro e del violinista Antonino Enna. Le musiche che verranno presentate riguardano un periodo particolare, il romanticismo. E quale miglior cornice se non questa chiesa medievale? Perché il romanticismo fece del Medioevo la sua bandiera programmatica, il momento di esaltazione di passioni, di virtù, anche se poi le travolse da un punto di vista storiografico, ma seppe presentarle come una grande esaltazione dei sentimenti, e le musiche che noi ascolteremo appartengono tutte alla tradizione belcantista. Ascolteremo musiche di Bellini, di Donizetti, di Verdi e di Rossini, e sono le pagine migliori del grande animo risorgimentale. Ma entriamo adesso nella chiesa e iniziamo con il concerto. Vedete questo castello alle mie spalle? Guardatelo con questi merli, con questi turriti, con queste dimensioni così di potenza. Ecco, immaginatevi adesso di essere proprio ai piedi del castello dove si svolge la grande opera Elisabetta, regina di Inghilterra, di Gioacchino Rossini. È dentro quelle mura che si svolge la trama intensa delle passioni amorose vissute nell'ottica romantica, dell'amor patrio, dei sentimenti contrastanti di odio, rancore, invidia, gelosia, amore. E tutto viene mescolato meravigliosamente in questo che è una grande opera di Rossini. Il protagonista femminile è Matilde, che è sposata a Leicester, il protagonista maschile, ma Leicester, ahimè, è anche l'amante della regina Elisabetta, la quale non tollera che il proprio amante abbia altre relazioni. Quindi Matilde è lì al castello con altre vesti, non è ufficialmente la moglie di Leicester, è soltanto una sua ancella. L'intrigo della trama si svilupperà in modo tale che tra contrasti e passioni, come abbiamo detto, discordanti e concordanti, alla fine arriveremo alla soluzione che mostra la grande Elisabetta, che perdona e con il perdono permette che i due, marito e moglie, si possano riunire, rinunciando lei alla sua passione amorosa. Ascoltiamo ora da Elisabetta, regina d'Inghilterra, Sento un'interna voce, soprano Maria Rita Schenato, al pianoforte Maria Beatrice Boscaro.
esco un istante per illustrarvi il secondo brano di questo concerto, tratto dal Maometto II di Gioacchino Rossini. Il brano è Giusto Ciel. Quest'opera, Maometto II, era un personaggio storico realmente esistito, fu il conquistatore di Costantinopoli che la fece cadere il 29 maggio del 1453. Fu un personaggio storicamente straordinario, tanto è vero che si impossessò anche la leggenda del suo nome. E Rossini, appunto, in quest'opera racconta, sulla storia di Eugène Scribe, racconta la vicenda amorosa di questo Maometto II che prima si presenta in spoglie diverse, occulte, per non far comprendere la sua vera natura. Poi Anna, la protagonista femminile, invece le rivelerà la vera natura, scoprendo così le carte il gioco di Maometto II, e in quel momento però Maometto II sarà il grande conquistatore. Allora Anna si rivolge a lui in nome di quell'amore che ha provato per lui. Giusto ciel in tal periglio, chi mi può dare questo consiglio, se non quello di chiedere perdono e trovare in te la tua pietà. L'ascoltiamo quest'aria Giusto ciel dalla voce del soprano Maria Rita Schenato e il pianoforte Maria Beatrice Boscaro. Linda di Chamonix non è un personaggio realmente esistito, ma il romanticismo si occupava di fondere, di mescolare personaggi storici con personaggi fittizi, personaggi inventati e irreali con personaggi che potessero avere vagamente una reminiscenza storica. Faceva parte di quel potpourri, di quel
noi chiameremo adesso questo minestrone, però è un termine molto inelegante, questo potpourri di mescolanze, storia, immaginazione che tanto piaceva ai romantici. Linda è una ragazza semplice, buona d'animo, però è l'amante del re Carlo. Anche qui una caratteristica, quale Carlo? Ce ne furono molti di re francesi con questo nome, ma lo stesso librettista non lo precisa, perché vuole lasciare tutto in un indistinto storico, in un vago momento di cronicità. E allora questa Linda che cosa fa? È l'amante di Re Carlo, ma a un certo punto si sente insidiata dal marchese di Boisfleury. Il marchese di Boisfleury non esita a divulgare anche la calunnia che Carlo in realtà si vuole sposare un'altra donna, tanto è vero che porta Linda alla disperazione. Risolveremo poi con questa meravigliosa musica di Gaetano Donizetti, risolveremo la situazione e l'aria o luce di quest'anima, che adesso il soprano Maria Rita Schenato, accompagnata dalla pianista Maria Beatrice Boscaro, ci farà sentire, farà riecheggiare quella dimensione dell'amore sicuro, sincero, potente, che può andare al di là di ogni dimensione storica, di ogni realtà contingente. E
Maria di Rohan esistette veramente. Fu l'amante di Luigi XIII e quindi con questo ritorniamo all'epoca del Richelieu, quindi dei tre moschettieri, di D'Artagnan, Porthos, Aramis, di tutto quel momento anche la maschera di ferro e tutto quello che ne consegue, che è solo il romanticismo che ha ornato nei fatti storici con questa sua invenzio, con questa sua creazione poetica. E anche Maria di Rohan viene quindi inserita in questo flusso storico in una dimensione che però è ancora molto immaginifica. Lei è stata una grande passione del duca di Chartreuse ed è ora la moglie del marchese di Chalais. E, però per salvare il marito si deve rivolgere di nuovo al suo vecchio amante, al suo antico amante, per salvarlo almeno dalle grinfie del Richelieu, che vuole punire lo Chalais con la pena di morte, in quanto era proibito a quel tempo fare dei duelli per qualunque natura e la pena era appunto la morte. Ma il duca di Chevreuse, nel momento in cui aiuta Maria, riscopre anche il suo antico amore ed ecco che da qui nascerà quindi l'equivoco e nascerà soprattutto questa dimensione di libertà duplice, amare l'amante o amare il marito. Ecco quindi che in questo momento anche Maria si trova nel grande dilemma. Il dilemma che poi è aggravato anche dallo scrupolo di coscienza, perché adesso suo marito, lo Chalais, e il duca di Chevreuse sono diventati amici, si sono uniti in un patto di solidarietà. Come poterlo sciogliere? E allora, nel momento dell'epilogo, ecco che lei si rivolge con la mente, avvi un Dio, canta, c'è un Dio che pensa a risolvere questa situazione. Il Dio che rappresenta la provvidenza, che vedete anche in questo momento lo sentiamo nella voce della campana lontana che ci trasporta al di là della dimensione storica del contingente. E noi non siamo più in questa sede meravigliosa di Soave, ma siamo nell'epoca del Richelieu, nell'epoca di Maria. E ascoltiamo dalla voce del soprano Maria Rita Schenato e dalla pianista Maria Beatrice Boscaro, Avvi un Dio, dalla Maria di Rohan.
La fantasia è la grande musa del romanticismo. Questa capacità di fantasien, di far apparire le cose come non sono, oppure le realtà che non sono. La fantasia quindi permette di spaziare e di uscire dal limite del mondo che ci circonda. Allora provate anche voi. Vedete, questi non sono nella vostra fantasia due semplici alberi. No, immaginatevi che siano una moltiplicazione infinita. Siamo quindi dentro la grande selva del dio Irminsul e qui vive la protagonista dell'opera che adesso ascolteremo, Norma. Norma è una sacerdotessa. In di che epoca siamo? Anche qui il librettista non ha ben precisato, perché nel romanticismo ci si poteva permettere anche il lusso di qualche errore che adesso noi non permettiamo più, perché Norma appartiene al mondo celtico, mentre la trattazione del periodo storico di riferimento è invece la conquista della Germania da parte invece della dinastia Giulio-Claudia, nello specifico di Tiberio. Quindi c'è una certa discrepanza perché i germani storicamente vengono dopo i Celti. Però a noi non interessa questo, a noi interessa adesso essere dentro la selva di Irminsul e vedere adesso sull'alto della selva pende la luna e in questa notte illuminata dalla luna viene fuori da quell'angolo la sacerdotessa Norma e avanza invocando la casta diva, che è la luna, la casta diva. La diva che, la grande dea, diva appunto, che inargenta queste sacre antiche piante. E allora la preghiera sale commossa dal profondo. A noi volgi il tuo sembiante, cioè fatti vedere, è il momento della epifania, dell'apparizione della divinità. E la sacerdotessa con le braccia levate al cielo invoca la luna, fatti vedere. E così noi l'ascoltiamo adesso dalla voce del soprano Maria Rita Scanato, accompagnata dalla pianista Maria Beatrice Boscaro.
Ora permettetemi di presentarvi un grande violinista, Antonino Enna. Che cosa ci farà sentire accompagnato da Maria Beatrice Boscaro al pianoforte? Ci farà sentire la sonata in La minore di Franz Schubert, una del gruppo delle opere 132, erano 3 le sonate, che Schubert compose in quella che è chiamata la sua divina lunghezza. In realtà la divina lunghezza non è altro che la capacità di dimostrare la fluidità creativa. I temi si ingenerano l'uno dall'altro nel susseguirsi dei movimenti. Il violino dialoga con il pianoforte, a volte prende il predominio, a volte il pianoforte sembra quasi ritirarsi, ma poi ritorna. E in questo gioco, in questo ritmo quasi amoroso tra i due strumenti, si sviluppa la sonata in ben 4 movimenti. Ora lasciamoci solo al piacere dell'ascolto di questa sonata in La minore, opera 132 di Franz Schubert. Antonino Enna al violino, Maria Beatrice Boscaro al pianoforte.
ancora Antonino Enna con la pianista Maria Beatrice Boscaro ci faranno sentire adesso un altro capolavoro del romanticismo. La romanza, opera 50, celeberrima, di Ludwig van Beethoven. Romanza è proprio la dimensione che nasce qui in questo periodo come dimensione intima, una dimensione di profonda confessione che unisce quello che in Beethoven è il principio larmoyante, lacrimevole, supplicante, con il principio imperante e li fonde in una meravigliosa sinergia operativa tra queste due dimensioni della romanza. Si alternano ora nella voce del violino, ora nella voce del pianoforte e proprio raccontano quello che era il concetto del romanticismo, della romanza, ossia un piccolo racconto, una piccola storia che ognuno di voi potrà costruire ascoltando e seguendo le note di questo straordinario capolavoro beethoveniano per violino e pianoforte, e la racconta con la grande dimensione epica della padronanza assoluta e totale della forma. Antonino Enna, Maria Beatrice Boscaro, Ludwig van Beethoven, Romanza, opera 50 per violino e orchestra.
Ci state seguendo con la vostra fantasia? Sono certo di sì. Ebbene, adesso vi chiedo ancora un'altra capacità immaginativa. Togliete la selva che avete visto prima di Erminsul, siamo in Svizzera. Vedete? Lì in fondo c'è un mulino. È il mulino di Teresa. Teresa è una donna che insieme con suo marito hanno deciso di adottare una fanciulla che era rimasta orfana. E questa fanciulla adesso sta per celebrare il proprio matrimonio con il suo grande amato Elvino. Ma la fanciulla, ahimè, ha un difetto, è sonnambula. Così ci racconta Bellini nella sua opera, appunto, La sonnambula. E questo sonnambulismo viene sfruttato abilmente da quello che nell'opera si chiama il trickster, cioè quella figura che deve lavorare contro il protagonista per distruggere i suoi piani. E questa è l'amante di il suo grande Elvino, che in realtà adesso l'ha trascurata. E questa donna invece, Linda, vuole assolutamente ritrovare il proprio amore e farà di tutto per distruggere l'amore della sonnambula con Elvino, al punto tale da calunniarla. Quando infatti nel villaggio arriva un nobile che riconosce la fanciulla, ecco che proprio sfruttando il momento in cui la fanciulla cade nel sonnambulismo, essa si ritrova nella camera di questo nobile. Linda ne approfitta immediatamente per portare il vino sulla scena del misfatto e farle vedere l'infedeltà della donna che sta per sposare. E del vino cade in questo. Ma inutilmente si spiega, è sonnambula, non è responsabile di quello che commette. E il vino non crede più. Fortunatamente, quasi alla fine dell'opera, la fanciulla si vede, vedete, lì, su un cornicione che cammina, ancora in preda al sonnambulismo. Ma in preda a questo sonnambulismo parla il suo amato Elvino. Nell'aria, non credea mirarti, che adesso ci dipingerà e ci illustrerà il soprano Margherita Skenato con l'accompagnamento della pianista Maria Beatrice Boscaro.
Nell'opera I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi si recupera invece un tema storico, un fatto realmente accaduto, la rivolta dei Vespri appunto del 1282 in Sicilia, allorché questi siciliani riuscirono a cacciare gli Angioini e fecero arrivare gli aragonesi, dimenticando quello che sarà una nota ramanzina di Manzoni quando dirà al popolo: attenzione quando si fa una rivoluzione, perché un nuovo signore succede all'antico e si ripete l'usata minaccia e i siciliani passeranno dagli Angioini agli aragonesi nella medesima schiavitù, nelle medesime tribolazioni. Nell'opera la protagonista femminile Elena è innamorata di Arrigo, un giovane che ha conosciuto durante una spedizione, ma è combattuta tra l'amore che ha per lui e l'amore per la patria. Ella vorrebbe stare con Arrigo, ma Arrigo è troppo amato anche da Monforte, il signor Angioino di quel momento. Perché? Nel corso dell'opera si scoprirà perché, perché Arrigo è effettivamente il figlio di Monforte e quindi un intreccio straordinario di cappa e spada, di amore e odio. Arrigo, scoperto di essere il figlio di Monforte, lo salverà anche da un tentativo di un attentato, mettendosi ovviamente contro Elena, la quale accetta addirittura di morire pur di non sposare più Arrigo. Nuovo capovolgimento, Arrigo viene quindi portato per il matrimonio con Elena, perché ormai la rivolta sta per scoppiare e tutto è pronto. Elena non vorrebbe a questo punto, ora che ha capito la vera situazione, non vorrebbe assolutamente sfruttare Arrigo per questo fine politico di sangue. Però ormai il matrimonio è fatto. Ed ecco che nell'aria Mercé di Lette Amiche, che poi sarà seguita dal celeberrimo Rondò, ecco che Elena ringrazia le donne siciliane per il corteo che hanno tenuto e hanno costruito con lei, ma da lì a poco suoneranno le campane della rivolta e si spargerà solo sangue lungo le strade della Sicilia.
una voce poco fa, qui nel cor mi risonò. Così esordisce Rosina nella scena seconda del primo atto del Barbiere di Siviglia. Rosina è una ragazza docile, umile, amorevole, ma è molto determinata, tanto è vero che ci tiene a precisare: ma se mi toccano dov'è il mio debole, una vipera sarò. E Rossini ce la caratterizza in questo modo, prima in questo modo suadente, dolce, accarezzevole, e poi immediatamente in una forma di cabaletta la dimensione della ragazza vivace e fortemente determinata. Lasciamo ora il compito al soprano Maria Rita Schenato e alla pianista Maria Beatrice Boscaro il compito di raccontarci e di presentarci il personaggio di Rosina dal Barbiere di Siviglia di Giacomo Rossini.
Ed ora, abbandonato il melodramma italiano, passiamo alla dimensione del romanticismo tedesco con il grande Franz Schubert. Come direbbero i greci, muore giovane colui che al cielo è caro. Schubert infatti ebbe una vita brevissima, ma la sua opera fu intensissima. Pensate, più di 1000 opere, di 1000 composizioni nell'arco di appena 31 anni. Tra queste annoveriamo la marcia militare numero 1 che adesso ascolteremo nell'interpretazione del duo pianistico Margherita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, che Schubert compose allorché fu assoldato dalla grande famiglia nobile degli Esterasi. Dovendo comporre molti brani per pianoforte a 4 mani, pensò anche di cimentarsi in questo nella glorificazione della grande patria ungherese. Ecco ora a voi la marcia militare numero 1.
ancora il duo pianistico Maria Rita Scanato e Maria Beatrice Boscaro, si produce ora per voi in questa stupenda pagina dallo Schiaccianoci di Piotr Ilyich Tchaikovsky, il Valzer dei fiori. Dopo una grande, solenne introduzione che poi verrà orchestrata in un arpeggio straordinario, che introduca nel mondo della fantasia non solo la protagonista del balletto, Clara, ma addirittura noi stessi ascoltatori, inizia su un ritmo di valzer la danza soffusa di tutti questi fiori nel paese di Fata Confetto, Zuckenburg, il paese dello zucchero. E la danza si sviluppa attraverso temi diversi che si intrecciano senza soluzione di continuità, senza permettere nemmeno all'ascoltatore di riprendere fiato dalla prima emozione del primo ascolto. Ed ecco che nuova emozione si aggiunge fino all'emozione finale della grande conclusione solenne con gli accordi finali che segnano l'uscita di Clara dal mondo della fantasia, ma la sua entrata nella fantasia dell'ascoltatore e l'entrata di Tchaikovsky nell'Olimpo dei più grandi compositori che siano mai esistiti al mondo.
Le danze ungheresi di Johannes Brahms occuparono una grande parte della sua vita. Inizialmente le compose quasi come un diletto, un piccolo studio, voler studiare questa mentalità zigana e ungherese. Molto si faceva confusione tra zigano, ungherese. In realtà Brahms voleva che le danze fossero col carattere autentico magiaro, e tutte le danze, fino almeno alla XI, non sono altro che la ripresa di temi popolari, come quelli che ascolteremo adesso, la danza ungherese numero 1, seguita poi dalla danza ungherese numero 5, eseguite dal duo pianistico Maria Beatrice Boscaro, Maria Rita Schenato.
La composizione delle streghe, opera 8, o meglio, il titolo esatto era Danza di streghe, variazioni per orchestra su temi dal Noce di Benevento di Franz Xaver Süssmayr. Quest'opera di Paganini è datata 1813, ma fu pubblicata soltanto dopo la morte del compositore e valse a Paganini la fama di aver stretto il patto col diavolo e di essere un violinista diabolico. Ben è vero, perché questa composizione, organizzata in 7 parti, introduzione, larghetto, tema, variazione prima, seconda e terza e finale, mostra tutte le capacità di un virtuoso del violino nel poter eseguire arcate vertiginose, funamboliche scale, pizzicati pirotecnici, giochi incredibili di mano sinistra con effetto di suoni armonici, in un crescendo complessivo che si impone in modo inequivocabile per il suo carattere travolgente. Il tema era tratto dall'appunto Il Noce di Benevento, un balletto di Salvatore Viganò su musiche di Franz Xaver Süssmayr, per intenderci colui che ha il merito o l'onere di aver concluso il Requiem di Mozart, e voleva rappresentare proprio l'arrivo delle streghe nella loro ridda satanica. Ecco, questo tema resta sempre invariato nell'opera. Paganini non lo tocca mai, lo lascia inalterato, ma ne approfitta per scatenarsi in furiose variazioni e in diabolici andirivieni di scale che si susseguono spaventosamente, con ritmi accattivanti dal carattere anche ironico. Lo ascoltiamo nell'esecuzione del violinista Antonino Enna, accompagnato al pianoforte da Maria Beatrice Boscaro.